Un cordiale saluto e bentornati a un nuovo aggiornamento meteo. Instabilità che nel corso di inizio settimana ha coinvolto principalmente le zone tirreniche e il centro-sud Italia, portando una fase instabile soprattutto all'estremo nord-ovest e sull'Emilia-Romagna, che continuerà fino alla giornata di martedì a portare piogge anche sulla fascia adriatica, temperature che rimarranno leggermente sotto la media o in media col periodo. Notiamo da questa grafica come i primi giorni del mese di maggio saranno contraddistinti da una zona depressionaria che viaggerà poi verso i Balcani e rinforzerà temporaneamente l'alta pressione fino alla giornata di venerdì. Poi nel prossimo weekend è possibile l'inserimento di una saccatura di origine atlantica che favorirà il ritorno di temporali forti e precipitazioni anche abbondanti sul Veneto e su gran parte del nord Italia e delle regioni settentrionali. Quindi ancora un calo delle temperature e questione sulla quantità di accumuli ancora da verificare. Per quanto riguarda i prossimi giorni, notiamo appunto nella giornata di lunedì e martedì come le piogge saranno sparse e andranno a coinvolgere poco il settore del nord-est, a parte l'Emilia-Romagna. Giorni successivi contraddistinti da stabilità, qualche velatura di passaggio in transito ma senza precipitazioni. Ritorneranno invece sulle Alpi nella giornata di venerdì per il flusso di correnti più umide che saranno maggiori nella giornata di sabato, portando dei temporali locali sulle prealpi e alte pianure. Temperature in media col periodo, ma per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti meteo.